Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata del Noesis, Filosofia in Sardu. Oggi parliamo della filosofia cristiana, di un altro argomento di interesse, di importumano, proprio per far comprendere come questo processo filosofico, come il penso dell'uomo si è sviluppato in suo corso del secolo. E oggi parliamo appunto di autori come Agostino de Hipona, qualche citazione di Tommaso de Aquino, e ducas affrontiamo questo periodo che è il periodo appunto cristiano che incomincia da questa patristica e abbraccia da pure la scolastica. Ducas questo due periodo meda importante se può comprendere un poco il te ha sviluppato su cristianesimo in ambito filosofico. Prima di tutto narimo appustisi di questa che è l'età ellenistica, questa epoca cristiana incomincia da proprio ducas con la nascita di Gesù Cristo, si va a incominciare secondo questo che è su calendario gregoriano sera cristiana. E ducas incomincia da proprio l'edade de sos cristianos, de sos che hanno in qualche maniera fatto proprio sul messaggio evangelico di Gesù Cristo. Le prime comunità cristiane appunto viviano in maniera clandestina, in sas catacumbas, che furono perseguitate appunto da sos paganos e bisogna stare meda persone di religione cristiana che hanno in qualche maniera subito le persecuzioni e fino a morte, meda martires appunto soprattutto in suo primo periodo del suo cristianesimo. Questo in ambito un po' storico religioso, ma in ambito filosofico ite ha sviluppato la filosofia cristiana. Prima di tutto va a narrare questo, di solito bisogna in ambito cristiano due filoni, uno che è proso fedele al suo concetto di uno Deus ineffabile, indimostrabile. Pensiamo fino alla concezione di Guglielmo de Occam, che ha appunto con sa resoia sua semplificato os entes, e ducas est pervenuto a sa concluida che le verità del cristianesimo non si possono appunto dimostrare per via razionale, ma narimo veste appunto questa concezione della trascendenza di Deus, che Deus commenta qualche cosa che è ineffabile, che non è appunto dimostrabile razionalmente. E un altro filone invece che fa che capo a sa patristica, ma poi soprattutto a si scolastica e a Tommaso de Aquino, che appunto narra che Deus può essere dimostrato per via razionale. Partiamo proprio da sa filosofia patristica. Ite che narrare filosofia patristica? Sa parola è tutto nos azuada, che patristica è sa filosofia de sol babbos de sa Grecia, appunto. Sa patristica appunto è questo tipo di filosofia che sono prima di tutto sol babbos de sa Grecia. Sono os primos scrittores cristianos de s'antichitade che hanno contribuito all'elaborazione della dottrina cristiana, un'elaborazione sopra una base razionale però. Su periodo patristico incomincia in su secolo II a postisi di Gesù Cristo con sol babbos apologistas, padri apologisti come si narra in italiano. Apologetica è questa parte appunto della teologia in qualche maniera che è un discorso in difesa appunto del suo cristianesimo, e dunque l'apologetica è questa parte che pertocca proprio la difesa della religione cristiana. Questi babbos apologistas difendono il cristianesimo dalle persecuzioni dei ebreos e dei paganos, fino a su secolo VIII plus o manco. Intre os apologistas ammentiamo Giustino, considerato su fondatore della patristica, e appostisi Ireneo e Ippolito,
chi polemizzano contro sul gnostico, a questa setta appunto del gnostico, gnosis greco che non è conoscenza, duca sa conoscenza a principio in qualche maniera di questa setta, ma sa figura pruso di importo è questa di Austino di Ipona, chi nasce da Tagaste in Africa romana in sanno 350 battero e moridi in su 830. In un primo momento issu aderidi a sa setta de sol manicheoso e appostisi si convertiti a su cristianesimo. E sol manicheoso, su manicheismo è appunto una setta che bidia in due principi, su bene e su male, narimos funi principios concepidos in maniera uguale, in su matessi piano, e ducas avuto una setta gusta de sol manicheoso, ovviamente criticata da esa Gresia. E sopra prosu d'importu, di sicuro questa prosu diffusa, finzas a livello come de letturas, eccetera, sono usas confessiones de Austinu, in ue pone de s'interioridade comente mediu pro connoscere Deus. Ducas Austinu in sas confessiones pone proprio questo principio de sa interioridade. Pare di intendere quasi questo oracolo delficu gnothes auton, appunto, conosci te stesso, conosche a ti e tutto. Somine est un circadore desa veridade chi appunto è il Deus, questa veridade est costituita da Deus, su quale fa che lughe suprasamente de somine, gasi comente somine potete appunto comprendere, somine proprio pro medio de Deus, pro medio de questa luce che Deus li dà, potete appunto comprendere. Pro Austinu sa resone e sa vita sono unidas, ducas abeste proprio questa connessione, questa unione entre sa resone e sa vita. Isse pensa da chi è necessario credere po comprendere, in latino crede ut intelligas, e comprendere pro creere, intellige ut credas. Contra sos scetticos, chi dubitano de tutto, pone tutto in duda, ha molbido finzas a scola scettica, ma sos scetticos finzas a che bi sono appostisi de scola scettica, e su bi polemizzada e rispondete appunto a sos chi dubitano de tutto, a questos scetticos rispondete chi si dubita se uno dubita da narrare appunto chi esiste, di chi beste. Si fallor sum, si sbaglio, si fatto qualche cosa, che narrare chi bisogna. E un'altra polemica da parte di Austinu è questa contra sul manicheoso, amos già nato, chi pensano che il mondo è dominato da due principi uguales, in su matessi piano, su bene e su male, che sono in guerra intra issos. Austinu risponde che chi solo Deus est bene e chi su male est una vromma de no essere de su bene. E poi c'è un'altra polemica, amo già io questa contra sos scetticos, contra sol manicheos, sa edrese polemica est questa contra sol donatistas, chi pensano che sa validitade de sol sacramentos dipende da esa puresa de chi los amministrada. Austinu risponde de chi est Gesù Cristo chi opera da promedio de su Petri e dunque su sacramentu zugade balia, zugade valore. Sa concezione est, se uno est un peccatore, secondo appunto su donatismo, che narrare chi su sacramento non ottiene efficacia. Questa è un'eresia, è qualche cosa appunto chi sa Gresia e tutto come non si agatta di accordo, poiché su Petri potete essere soprulmanno peccatore di questo mondo, però in su momento in su quale amministra un sacramento, este Petri a tutti i suoi effetti e questo sacramento tiene validità a tutti i suoi effetti. S'ultima polemica è scusa contro su pelagianesimo, chi pensa da chi somine può fare bene, su bene, sena s'intervento desa grazia, ma si è il gasi che narra che Gesù Cristo non selvidi può azzuare somine a si salvare da su peccao. Ducasa appunto su bene si può fare sena s'intervento desa grazia divina e questa cosa è proprio inaccettabile po su cristianesimo e ducasa po Austinu. Un'altra opera
oltre a questa che abbiamo già mentovado e sta a narrare sa sconfessione, un'altra opera di Porto Mannu è appunto la città de Deus, in cui Austinu fa una distinzione, una parzitura tra la città de sos homines, dunque la città terrena, peccaminosa, podimo narrare, e sta a narrare vivere secondo la logica del suo mondo e desa petta, la logica della carne si narra in italiano, ducas a essere persone indirizzate a queste cose terrenas, e poi invece la città de Deus, in cui l'uomo vive secondo si spirito e dunque seguinde sa legge de Deus. Città terrena e città de Deus. La città de sos homines, de sos peccadores, la città invece de sos chi chilcano sa grazia de Deus e vivono secondo si spiritu e sa legge de Deus. A partire dal secolo XV incomincia da sa decadenzia de sa patristica e con Severino Boezio si ha da su passaggio da antichidade a s'edade de mesu. Este su periodo che sos istoricos definiti come tardo antico, su tardo antico, sa tarda antichidade. Isso è considerato l'ultimo esponente, appunto Boezio, della cultura romana e su primo esponente de si scolastica. E quindi vediamo proprio come i test sa filosofia scolastica. Dunque, ricapitolando e tornando a narrare la filosofia patristica, questa è la filosofia del babbos della Grecia, questa è la filosofia appunto che ha tenuto come principale esponente Austino de Ippona, questo prima peccadore, Pedri, Piscamo, successivamente appunto Piscamo de Ippona, sa conversione di Austino che fu un peccatore mannu che si è convertito al suo cristianesimo e dunque proprio tutta questa prima parte della filosofia cristiana è caratterizzata da sa apologetica e da sa difesa appunto della vita contro a sas eresias, contro a sos paganos, contro a sos scetticos. Sa scolastica è letteralmente una filosofia di scuola, appunto, designata appunto la filosofia cristiana desedade de mesu. Scholasticus chi est su maestro che insegna in s'università sas 7 artes liberales, che sono parzidas in triviu e in quadriviu. Sas artes liberales de su triviu sono sa grammatica, sa retorica e sa dialettica, cussas de su quadriviu, sa aritmetica, sa geometria, sa astronomia e sa musica. Dunque abbiamo di questa parzitura in s'edade de mesu entro sas iscolas, entro sas universitades, in cui appunto si insegnaini proprio questas materias. Su metodo pro insegnare est sa lectio, in latino, su commento de unu testu, e sa disputatio, che est esame de unu problema con argomentos pro o contra. Sa disputatio, sa disputa, come si narradoe, est proprio sos argomentos a favore o contra questo determinato tema. Intre sos problemas pro d'impoltu, a partire dal secolo XII, b'est sa disputa subra sos universales. Come in questa sede non approfondimos questo aspetto che è un poco più complesso e pesante, ma cercamos di dare proprio in maniera divulgativa, a su manco su biproamos, sas che sono as problematicas proprio principales. Sos universales ite sono però? Sono concettos generales che possono essere riferidos a plus cosas, come sos generes, s'animale, e sas species s'omine, può narrare. Quindi su genere animale comprende appunto in si specifico s'omine. Sas soluzioni pro venire a capo di questo problema sono due. Surrealismo, chi pensa che sos universales esistono a fora des'anima, e sul nominalismo che nega da questa possibilità. Intre sul filosofo realista si può ammentare appunto su già mentovado Tommaso de Aquino, e intre sul nominalistas ammentamo su Guglielmo de Occam, chi lompede, come ti appoggiai accennavo, a sostenere un empirismo radicale, tutto su chi barricada sul limites s'allaccanas a mezzo su desesperienzia non può essere conosciuto né dimostrato dai uomini. Tutto su chi est
ultres esperienza non poteva essere dimostrato da esomine. Occam sostiene l'incompatibilità intra esistenza e sa vide e l'ompede a negare che la teologia sia da una scienza e narra che le provas dell'esistenza di Deus non tenen valore. Le provas dell'esistenza di Deus che abbiamo a Biere, Tommaso di Aquino, ma vinzas Anselmo d'Aosta, sono le provas appunto tradizionali, la prova ontologica che parte dal suo concetto appunto di essere, de Deus, pro l'ompere a Deus, e la prova cosmologica o a posteriori che parte appunto da sa natura, da sa imperfezione della sa natura, pro l'ompere a Deus. Notida este a proposito de Occam sa resoia de Occam, che è un procedimento metodologico che è voltato a segare sosentese che sono in prusu rispetto a sa realidades che si deppene ispiegare. Con Occam si assiste di ducas a sa dissoluzione della filosofia scolastica. Nadimos che, commente sa patristica, scolastica, sighi di su problema de su rapporto intre sa vide e sa resone, fides et ratio. Besti stata vinzas a un'enciclica de su Papa Giovanni Paolo II, un'enciclica che è dell'anno 1998, di su secolo coladu, che appunto ha affrontato questo problema de sa conciliabilità intra sa vide e sa resone. Besti stata vinzas una polemica filosofica in questo anno a s'incrasa proprio della pubblicazione della enciclica di Giovanni Paolo II da parte di Paolo Flores d'Arcais, che è direttore della rivista di filosofia Micromega, che ha risposto appunto a su Papa aut fides aut ratio, cioè o s'una o s'altra, o sa vide o sa resone, de sal duas tocca tante separare una. Invece su Papa ha ribadito, ha tornato a affermare questo che è proprio su sa concezione della Chiesa cattolica, che è proprio questa de sa conciliazione de sa vide con sa resone. Duccasa sa resone, sa filosofia selbidi a sa teologia, a sa vide può dimostrare razionalmente l'esistenza di Deus. Ducasa ponindela proprio sa questione con una frase latina, filosofia est ancilla teologia, est appunto teracca della teologia. Sa filosofia appunto selbidi a sa teologia può dimostrare razionalmente esas cosas e ducas l'esistenza di Deus in si specifico, e sa teologia viceversa s'investe si serviti della filosofia proprio può arrivare a questa punna, a questo obiettivo. E uno dei filosofi importanti di questo periodo, oltre a Molnado a Tommaso di Aquino, è vinzas a Anselmo de Aosta, che nasce in su 1033 e muore in su 1509. Sas operas suas principali sono Monologion e Proslogion. In sa prima opera Anselmo quer giustificare l'esistenza di Deus pro medio des argumentu de sol grados. Ite narra questo argomento in sintesi, narra che in su mondo bisogno medas cosas bonas, ma sa cosa bona a su massimo grado est Deus. In sa seconda opera si servit de sa prova ontologica che muove dai su concetto de Deus pro dimostrare l'esistenza de Deus, ma questa prova è stata criticata che pro dimostrare Deus da pozzelta l'esistenza sua, è una sorta di circolo vizioso. Questa fu sa contestazione che è stata data a Anselmo de Aosta. S'altra figura che abbiamo già mentovato è questa di Tommaso di Aquino, che nasce in su 1221 e muore in su 1274. In Tommaso, su rapporto intra sa vide e sa resone, il bidu commente subordinazione de sa resone a sa vide. Sa sua è una filosofia dell'essere o metafisica che si occupa dell'esente, reale o logico, ed è s'essenza.
Sente reale scussu che esiste in su mondo reale, sente logico ben innadu in una proposizione, ma non est nadu chi si innalza da qualche cosa de beru. S'essenza è su chi è una cosa este, s'essenza di una cosa, e comprende de sa forma e sa materia de una cosa. Pro esempio, sa proposizione s'omine est un animale razionale comprende de animale, e sta narre sa materia, e razionale, appunto sa parte razionale che est appunto sa forma. S'essenza è sa potenzia, s'esistenza invece est esattu, actus essendi appunto. Con questa distinzione intra essenza e esistenza, Tommaso pone di accordo s'aristotelismo con su cristianesimo. Ducas commente è stato già nato quando abbiamo affrontato Aristotele. Aristotele ha da tenere un'influenza in s'impalcatura filosofica di Tommaso de Aquino. In ue bieste sa vromma che narra che bieste una realidade in atto e dunque necessaria, eterna e perfetta come Deus. Totus os esseres sono criados da Deus e dunque issos esistini po partecipazione, chi che narrere chi partecipano a s'essere pro analogia. Sas creaturas sunt similes a Deus, ma Deus non est simile a issas. Ducas su mundu finitu, sas creaturas, totu sos esseres finitos, partecipano de Deus, des essenza de Deus pro analogia. Noi chilcamos de nos assumizzare a Deus, de seguire sa perfezione sua, ma Deus non si identifica con noi, con s'omine, con sa finitudine. Deus zuga es essere pro essenza, sas creaturas s'omine zuga es essere pro partecipazione. In questa maniera Tommaso pone da parte su panteismo, sa concezione l'amos già nato, chi viene Deus identificato con sa natura, con qualche cosa de appunto finito, immanente, su chi narra Tommaso è proprio questo di ponere all'accana su panteismo, negare su panteismo e affermare invece l'assoluta trascendenza di Deus. Su chi caratterizza das essere in canto essere sunt sos trascendentales, chi ogni ente zughere, issos sono sunum, su verum e su bonum. Si Deus est su primo in s'ordine des essere, non lo est in s'ordine de sa conoscenza umana, chi incomincia a dare sa sensibilitate. Tommaso, pro dimostrare l'esistenza di Deus, pone da parte sa prova ontologica di Anselmo, cussa a priori, innantisi, e fa da de chimbe vias appustisi, appunto a priori, a posteriori, pro sa dimostrazione. Quali sono queste vias? Ex motu, sa prima, ex causa, sa seconda, ex possibile necessario, sa trese, ex grado sa battero e ex fine sa chimbe. Sa prima prova est a narrere cussa ex motu est leada da Aristotele, est sa prova cosmologica chi partidi dai su movimento. Sicomente non è possibile procedere a s'infinitu pro chilcare sa causa di su movimento, tocca ad ammettere una causa prima chi muove sas cosas e custa causa è il Deus. Pare di intendere ancora Aristotele quando fa da de su primo motore immobile. In sa serie de sas causa, siccome non è possibile procedere a s'infinito, su movimento è dato da una cosa, questo altro movimento è stato fatto da un altro, eccetera, non si può risalire a s'infinito e ducas Aristotele narra beste appunto sa prima causa che est Deus, chi imprimete, chi dà su movimento a sas cosas. Sa seconda, appunto, sa prova duos ex causa, narra da chi in s'ordine de sas causas efficientes non si può procedere a s'infinito e dunque bisogna ammettere una causa prima che est Deus. Sa prova trese, ex possibile necessario, narra da chi sas cosas possibiles esistini promore de sas cosas necessarias. Custas ultimas zughen sa causa de sa necessidade di soro in issas e tottu o in atteru. Sas chi zughen sa causa in atteru non si podene, appunto, non podene procedere a s'infinito e dunque si deve ammettere chi vi sia da qualcuna causa de sa necessidade e questa causa est appunto Deus. Sa prova e battero, che est cussa ex gradu,
narra chi bisun cosas prus bonas e mancu bonas, ducas prus o mancu bonas. Ma sa cosa chi tenet sa bontade a su massimu gradu è il Deus. E s'ultima prova può accabare cussa appunto chi est ex fine narrat chi totus as cosas sun ordinadas a unu fine e custu fine est Deus. Pro su chi pertoccat sa gnoseologia atomistica, s'omine podet connoschere e promore de unu prozzessu de astrazione pro mediu de su cale su soggettu chi connoschet rezit soggettu. S'astrazione est duncas s'azione de s'intellettu agente, chi faghet s'azione, su cale est possibile e duncas non connoschet totus sos intelligibiles. Custu intellettu bogat apizus a vromma dae sa materia individuale, s'universale dae su particulare. Sa materia individuale est su principium individuationis, chi permittit de connoschere sas caratteristicas proprias de ognunu. Su prozzessu astrattivu de s'intellettu permittit sa veridade de sa connoschenzia e duncas bi est una corrispondenzia intre s'intellettu e sa cosa. Veritas est adequatio rei et intellectu. Praticamente semus faeddande de s'ambitu appunto de su realismu, inue b'est appunto conformidade intre s'intellettu e sas cosas. B'est duncas una differenzia manna intre s'intellettu de s'omine e s'intellettu de Deus. S'omine connoschet pro mediu de sa resone. Deus connoschet ogni cosa in su matessi tempus pro mediu de un attu de intelligenzia. Duncas, comente amus potidu iere, custas sunt unu pagu sas tematicas de fundu de sa filosofia cristiana. Su mancus amus chilcadu de dare un'infarinadura, una sorta de passare in rassegna proprio in maniera narimus meda culza, ca sas problematicas ovviamente sono prus articoladas, finzas a livello teologicu, però ispero de dare in calchi maniera chilcadu de in maniera sintetica enunziare sas chi sono proprio sos temas fungudos prus importantes e duncas sa filosofia cristiana est istada de sicuru un'attera pagina, un'attera ambitu de s'istoria de sa filosofia chi ha costituito un atteru passu innanti, si ha costituito un'importanza manna in sos seculos proprio po fa grabiere comente sa vide e sa resone si poden conciliare e pro mediu de sa resone est possibile dimostrare s'esistenza de Deus. Vos torro grazias po s'attenzione e nos bidimus a sa prossima puntata de Noesis Filosofia in Sardu. Adiosu.